Quindi questo premio che oggi abbiamo avuto qui come celebrazione è un premio molto importante perché per due motivi. Intanto un primo affettivo rispetto alla famiglia Capocchi che ha dimostrato una sensibilità veramente unica e anche in controtendenza rispetto alle origini appunto della signora che ha voluto lasciare la possibilità ai nostri allievi della terza media di essere premiati. E poi un messaggio invece molto più concreto e diretto, non solo quello economico in senso stretto ma anche il valore simbolico del premio. Cioè c'è qualcuno, per fortuna ancora in Italia, che dà importanza in modo forte alla cultura e adesso sta a noi, a me in particolare insieme agli insegnanti, restituire il messaggio alle classi della mia scuola, e cioè ragazzi studiate, alla fine del corso di studi ci sarà un premio, c'è la possibilità quindi di vedere riconosciuto il valore della cultura e anche, perché no, di creare un senso di emulazione, di competizione tra i ragazzi per poter accedere ad esso. Ci sono proprio nel versante grossetano delle iniziative interessanti sotto l'aspetto della formazione. È stato creato un centro di ricerca e di formazione nella zona del comune di Cinigiano. Lei sta parlando di Santa Rita? Di Santa Rita, sì. Di Santa Rita. I privati, secondo lei, le aziende, possono dare un contributo anche post-scolastico nel settore del lavoro, della formazione? Ma sicuramente è importante che lo diano ed è importante che siano presenti e che anche incontrino i nostri allievi per l'elemento motivazionale che dicevamo prima. Cioè l'allievo deve sapere che c'è chi sta lì in attesa che vengano fuori delle intelligenze che possono entrare nel mondo del lavoro. Io posso fare due esempi concreti. Il primo, io sono dirigente anche dell'Istituto Tecnico e Professionale di Arcidosso. I nostri allievi di fatto con le loro competenze tecniche possono accedere al mondo del lavoro. E poi voglio fare riferimento proprio qui, io ho parlato con il direttore responsabile dei borsettifici di Piancastagnano, che mi ha detto che nel mese di marzo ci sarà un bando che poi passerà per gli allievi superiori delle nostre scuole, con un corso di formazione relativamente breve possono direttamente accedere al primo impiego lavorativo nei borsettifici di Piancastagnano. Io sono sicuro che questo non solo è importante per i ragazzi perché potranno trovare lavoro, ma è importante che nella scuola si diffonda la conoscenza di queste opportunità in modo che prima di arrivare in quinta, nel percorso e nell'iter, si crei un meccanismo virtuoso di competizione per cui i migliori poi eccellono ed entrano nel mondo del lavoro. È evidente che le realtà locali sono tenute a impegnarsi in modo particolare perché diciamo le cose come sono, la Miata ha bisogno di questo, quindi se chi è nativo e ha questa opportunità la spende innanzitutto al di là del proprio tornaconto personale per i nostri allievi nativi e residenti qui è molto meglio. Non possiamo certamente riproporre un'emigrazione degli anni 50 e degli anni 60 oggi come oggi, anche se ecco. E quindi le risorse locali si devono impegnare in sinergia anche ovviamente con la scuola, anche con le dirigenze scolastiche in senso stretto.